laboratorio, perché questa azienda, questa famiglia, questo marchio, questo logo, questo brand ha vestito durante praticamente il Chiambretti Night, lo posso dire, lo dico io, direttamente Piero Chiambretti. Questo fa capire che, e non solo, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, e non solo, perché è veramente qualcosa di bello da indossare. E dico anche questo, stasera il sottoscritto tra le altre veste proprio una camicia Montesano, come vedevo, quindi questo è importante. Parlavo di personaggi e al mio fianco c'è un personaggio che da qualche annetto a questa parte, non solo, è aumentata ancora di più la stima verso di lui professionale, perché innanzitutto buonasera ad Alex Moschetto, facciamo un applauso ad Alex. Buonasera a voi ragazzi e a tutti i telespettatori di Ultrazoom. Allora, dicevo Alex, il tuo brano, Uno di noi, nasce perché, strappato a vita terrena al Ciro Esposito, tu di comune accordo anche con la famiglia, perché è giusto metterlo nell'evidenza, non perché ti sei svegliato una mattina e hai deciso di mettere su carta insieme al tuo collega Gianni Mezzo, e addirittura in un'altra intervista Gianni Mezzo diceva: in una notte, in poche ore siamo riusciti a mettere tutto su carta e poi tradurlo in musica. Allora, innanzitutto Ciro è un ragazzo del nostro quartiere di Scampia. Io, Gianni Mezzo e Gianni Romano, che è l'arrangiatore del brano, ci siamo messi là una sera, sempre con un accordo con la signora Antonella Leardi, e abbiamo deciso di scrivere questa canzone. Abbiamo fatto le 2 di notte, in una giornata soltanto, sì, siamo chiusi là in sala ed è uscita fuori questa canzone. Quando l'abbiamo presentata era una sorpresa per Antonella e gli è piaciuta subito tanto, e da lì poi sono nate tante cose, tra cui anche la vendita online del brano, che tutto il ricavato va all'associazione Ciro Vive, e tante altre belle cose a scopo benefico. Quello che è importante è che poi da qui a pochi istanti vedrete il video ufficiale di questo brano, vedete anche tanti personaggi dello sport, anche dello spettacolo, e soprattutto anche dello spettacolo, che hanno dato la propria immagine perché credevano in questo progetto. È un progetto che sta andando avanti, a quanto sembra. Le richieste, soprattutto per questo brano, che poi racchiude circa a 3 minuti e 30 di parole e musica, ma soprattutto un contenuto che lancia un messaggio per chi ascolta d'altrove. Allora, innanzitutto l'abbiamo girato a Scampia, nei posti dove Ciro viveva. Poi il video dura 8 minuti integrale, quindi quello lo potete vedere da YouTube, dove c'è anche il backstage. Esatto, sì, e là ci sono altri personaggi che hanno aderito all'iniziativa, e niente, abbiamo scelto proprio non a caso tutti i posti, la scuola dove frequentava Ciro, l'auditorium, il campo da calcio di Scampia dove Ciro giocava a calcio, e niente, è una cosa molto bella, quindi seguitela. Dove arriva questo Napoli? Bene. Cioè, diciamo che siamo partiti male, però si stanno ripigliando, va bene così. Va bene così. E allora, se la regia mi dà l'ok, io a questo punto ti ringrazio sempre, che devo dire la verità, qualcuno dice come va via, perché a parte gli impegni, ma ho seguito tutte le cose che mi hai detto, ho fatto bene? Sì, ma tu ormai ci conosciamo da un bel po' di tempo e sai tutto di me. A questo punto vi invito, naturalmente i ragazzi lo vedranno a casa poi in replica, perché è un video bellissimo, perché poi tra poco è il loro momento. Ringrazio Alex Moschetto, salutiamo di nuovo, saluto tuo fratello tra le altre cose che è dietro le quinte, saluto il tuo Gianni che è dall'altro lato. Gianni Mezzo stasera più in divisa, più tranquillo, lo vedo preparato, chissà dove dovete andare dopo, non ve lo chiedo. Soprattutto è il momento di vedere il video, ripeto, questo brano Uno di noi, dedicato a Ciro Esposito. Linea alla regia, grazie ad Alex Moschetto, ci rivedremo sicuramente alla prossima. Noi ritorneremo dopo il brano perché arriva il momento della scuola calcio Aquilotti di Sarno. Ecco il brano.